Fuschi e Mantia. Intanto attenzione proprio da Sosa che prova ad andare da Sosa, se ne finta sinistro sul fondo. C'è intanto la conclusione, Di Maria si distende, palla tenuta in campo da Cipolla. Fuschi per Lucchese, ancora Fuschi, finta di restituirla, poi allarga da Gioni da Sousa, Gioni da Sousa sul fondo. C'è il fischio, la battuta di Lucchese, sorvola la traversa, qui recupera una bella palla Palumbo, Palumbo sul fondo, che chance ha sprecato qui. A cammino della nazionale Under 19 che ha guadagnato il pass per gli europei di categoria, ma intanto attenzione a Gioni per Palumbo, palla fuori, palla che torna laterale a Gioni da Sousa. Lucchese, il sinistro piazzato, deviato, calcio d'angolo, poi esce con la palla Cipolla, però intercetta Gioni da Sousa, Palumbo, Palumbo, la deviazione di Lapiana, prima ancora che di Maria, calcio d'angolo. La battuta in avanti di Fuschi, Gioni da Sousa, si è liberato, Gioni da Sousa, del primo tempo, 9 decimi di seconda alla fine, avanti il Real Termini Recogest. Cassata, ancora Cipolla, calcia, trova due deviazioni, poi Badalamenti, Bonanno, calcia, deviazione, palla fuori, a metterla in mezzo, non è riuscito a tenerla dentro, poi sbaglia tutto Di Maria, regala palla a Fuschi e Di Maria deve impegnarsi per rimediare. Mantia, rischioso questo scambio con Fuschi, poi Lucchese, rischia e perde palla, punisce subito, salvo Cassata, 1-1 al pala dalla Chiesa e Setti Carraro, realizza il capitano del Villauria, Lapiana, prova a passare, viene fermato, allora Palumbo si può involare, Palumbo davanti a Di Maria, la solata, Palumbo sul fondo, Termini Recogest, palla dentro, Gioni anticipato, Ingrassia, poi Lapiana, Cassata, bella qui la giocata di Cassata che serve Ingrassia, Ingrassia, la palla fuori, ma è stato straordinario per Di Chizzi, militare e di fare rotazione in una squadra da medio-alta classifica di Serie B, se non anche qualcosa in più, perché un giocatore tecnicamente molto talentuoso. Qui Ingrassia incrocia col sinistro, che appunto manca nelle decisioni, manca forse un po' anche nella Cazzimma che non manca a Lucchese, che trova il 2-1 all'improvviso, la botta di Vincenzo Lucchese, 6,56, torna in vantaggio il Real Termini Recogest. Di Simone sbaglia, forse ancora un po' innervosito, ma occhio al 3 contro 1 del Real Termini con Palumbo che arriva sulla palla, Palumbo la mette in mezzo, Lucchese, ancora Vincenzo Lucchese, 3-1 per il Real Termini Recogest. Francesco Gabriele Azzarello che qui però la perde, Lucchese, Fuschi, c'è Di Simone in porta e si mette con le braccia aderenti al corpo, nuovamente Di Simone, si crea lo spazio per Azzarello che prova a metterla dentro, palla direttamente per Di Chizzi che calcia, non trova la porta, Cipolla, Azzarello, palla dall'altra parte, Bonanno, all'improvviso, lo avevo detto, può succedere di tutto in poco tempo, qui l'ha mossa con pazienza il Villauria, gol di Gabriele Bonanno, gol del 3-2, Cipolla 5 secondi, deve calciare il Villauria, non lo fa, e allora Fuschi calcia in avanti, Di Simone, ma è finita la partita, è finita la partita, vince il Real Termini Recogest 3-2 sul Villauria e adesso la squadra di Giorgio Lembo può sognare di assaltare ancora alla salvezza.